porto i ringraziamenti dell'amministrazione e mio personale naturalmente al presidente e il pallavolo crespano. Un ringraziamento per appunto i progetti che stanno facendo, che stanno iniziando da questa dirigenza. Le locali del Valle d'Agro Crespano, in tenuta bianco-blu, allenate da Vincenzo Munaron, schierano Kim Fontana alzatrice, il capitano Alessia Bernardi opposto, Monica Toffolo e Chiara Artuso schiacciatrici, Sara Porcellato e Laura Martini centrali, Elisabetta Di Fede libero. Le ospiti vicentine dell'M2 Net Torri, in completa divisa nera, guidate da Claudio Michetti e Giacomo Scalco, giocano con Elisa Gomiero alzatrice, il capitano Luisa Segato opposto, Lisa Dallago e Linda Cappellotto schiacciatrici, Jenny Scaldaferro e Giorgia Barbieri centrali, Arianna Negri libero. Dopo un avvio in sordina, le ospiti crescono in attacco, finalizzando con efficacia con le centrali e con la banda Lisa Dallago. Le ragazze del Crespano soffrono in ricezione, giocando sotto ritmo. Le trevigiane sono molto fallose in palleggio, sbagliano troppo in battuta e il Torri si porta al comando sul 14-8, poi gestisce il buon vantaggio marcando punti in contrattacco con Dallago e Segato. Per le vicentine utile l'apporto delle centrali Scaldaferro e Barbieri, ma la differenza la fanno i continui errori del Crespano in ricezione e in attacco. Le tuttonere del Torri allungano ancora sul 18-11, conquistando agevolmente il primo set per 25-14 col servizio punto della Cappellotto, seguito dalla difesa errata dell'Artuso. La ripresa ricalca inizialmente l'andamento della prima frazione, con molti errori da ambo le parti in tutti i fondamentali. Le bianco-blu del Crespano faticano a trovare continuità in attacco per via della ricezione incerta e imprecisa. Le ospiti, per contro, commettono diversi errori in battuta, fallendo qualche pallone di troppo in contrattacco. La prima metà del secondo set vede una lieve prevalenza del Torri, poi le ragazze di casa si sbloccano, infilando una serie positiva con le efficaci conclusioni da posto 4 di Monica Toffolo e il servizio vincente di Sara Porcellato. Al comando sul 13-12 il Crespano subisce il ritorno del Torri, che mette a segno un break di 5 punti con l'attacco vincente della Segato e le battute ficcanti di Lisa Dallago. Per le trevigiane l'alzatrice Eva Artuso entra al posto di Kim Fontana. Indietro sul 14-20 le locali trovano la forza di reagire e ribaltano la situazione grazie al buon turno in battuta di Monica Toffolo, che manda in crisi la ricezione avversaria. Il Crespano rientra sul 20 pari, cresce ulteriormente in attacco, impegnando in una lotta serrata le ospiti, che si procurano una palla set col contrattacco punto della valida Dallago. Alessia Bernardi, con la complicità del nastro, ristabilisce la parità, ma il Torri resta lucido, affidandosi al braccio delle proprie attaccanti migliori, Lisa Dallago e Luisa Segato, che vanno a segno in sequenza chiudendo il secondo set sul 26-24 per le vicentine. Nel Torri entrano la centrale Beatrice Tacchini per la Barbieri e l'opposto Erika Mezzalira per la Cappellotto. I primi scambi della terza frazione, punteggiati di errori, confermano l'equilibrio già visto nel secondo set. Le trevigiane stentano a mettere giù palla dai lati, soprattutto con l'Artuso, sostituita dalla giovane Serena Bernardi. Più che discreta invece la prova delle centrali Porcellato e Martini, che vanno a segno su primo tempo e con la mezza, servite con precisione dalla palleggiatrice Eva Artuso. Le ospiti però hanno una marcia in più in attacco e quando la innestano creano il break, portandosi avanti sul 12-8 grazie alle potenti schiacciate della Dallago. Le bianco-blu rispondono con la giovane Monica Toffolo, classe 92, riducendo il distacco sul 13-12. Nel Crespano rientrano Kim Fontana per Eva Artuso e Chiara Artuso per Serena Bernardi. Le ragazze di casa resistono fin sul 18-19, ma nella fase determinante non riescono a tenere, venendo nuovamente staccate dalle vicentine. Il Torri, con l'ennesimo contrattacco punto di Lisa Dallago, allunga sul 22-18. Una svista arbitrale e la battuta errata della Toffolo agevolano le tuttonere, avanti sul 24-21. Poi l'errore del libero Di Fede dà la vittoria alle ragazze di coach Michetti. Probabilmente la prima partita di campionato, il fatto di giocare fuori casa ci ha un po' limitato. Poi anche il fatto di giocare col pallone diverso, perché è un pallone leggermente più piccolo, probabilmente ci ha messo un po' di difficoltà soprattutto
nella fase di ricezione. Siamo una squadra giovane e nuove, metà provengono dalla terza divisione, tra quale io, e metà sono della Serie D. Il nostro scopo è la salvezza. Cerchiamo di dare il massimo, abbiamo un nuovo allenatore che è molto bravo e si sta molto impegnando con noi. Ho visto un gioco molto più attivo, una squadra molto più concentrata, nonostante alcuni errori che non servivano, che comunque ci hanno bloccato. In fin dei conti è stata una bella partita. È chiaro che questa prima esperienza televisiva potrà far sorridere i più che non sono magari abituati ad esperienze del genere. Per quanto riguarda le altre società limitrofe al nostro paese, già da qualche tempo abbiamo cominciato a parlare con loro in modo da arrivare a formare una squadra della Pedemontana del Grappa.